In centro a Torreglia, vedete la fontana avvolta dalle rose, guardate che meraviglia, stupenda. E alla mia destra avevamo la gelateria Budeneria. Siamo davanti adesso al monumento ai caduti, lo vedete? Siamo proprio in centro, a mia destra la chiesa, fate fatica a vederla ad ogni modo, e alla mia sinistra la fioreria Adelia, centro a Torreglia.
termina il territorio di Torellia. Entriamo su quello di Teolo.
arrivati a Castelnuovo, siamo a 350 metri di altitudine. Castelnuovo. Termina Castelnuovo, comune di Teolo. Si trova agrituristica ai Gradoni, noleggio cavalli, colazione con la prima camera, azienda agrituristica ai Gradoni. Siamo già sul sesto tornante, sono 7, uno l'abbiamo passato, questo è il quinto. Questo vedete il 4, quarto tornante. Questo è il numero 3 tornante. Vedete il 2. E adesso abbiamo l'ultimo, il primo. Adesso passiamo davanti agriturismo, Colle del Barbarossa, vino Torbolin, formaggi di Colli Ugani e affettati meravigliosi. Stiamo entrando sotto il territorio di il centro, cioè il centro di Teolo. Eravamo già sul territorio, centro, stiamo entrando.
Teolo. Vedete il campanile? entrando a Villa, comune di Teolo.
di Termina Villa. Stiamo entrando a Tre Ponti, sempre il comune di Teolo. Tre Ponti, stiamo entrando. Adesso abbiamo un po' di pavè.
Reseo, comune di Teolo sempre, Reseo. Stiamo entrando a San Biagio, sempre frazione di Teolo.
Stiamo entrando a Savarzano dentro. Qui Termine Ferriole e sotto Savarzano dentro.
in Carola. Stazione di Padova.
abbiamo l'aeroporto alla mia destra, aeroporto militare. Padova, a 2 passi dal Prato della Valle. Adesso vi saluto dalla chiesa di Padre San Leopoldo, il fraticello fatto santo. Siamo arrivati. Qui vedete la statua in marmo, vedete? Questa è la basilica di Padre Leopoldo, la chiesa, e questo in bronzo, vedete? Fraticello, Padre Leopoldo.
museo missionario africano, arte, cultura, tradizioni e raccolta naturalistica dell'Africa nera. Vedete sempre scolpito nel marmo, vedete il fraticello. Il Signore è medico e medicina. Ho sempre l'Oriente dinanzi ai miei occhi. Padre Leopoldo, fatto santo. Adesso vi saluto dalla chiesa, ci mettiamo un attimo un po' all'ombra, vi faccio vedere meglio la chiesa da fuori, in modo vi l'ho fatta vedere una volta anche da dentro, che mi ha fatto andare un signore in guida. Abbiamo visto proprio imbalsamato, c'è all'interno, vedete, 12 maggio, festa di San Leopoldo, è stato festeggiato il 12 maggio, vedete in bronzo, la chiesa, vedete, da qui vi saluto. Da tutti voi amici appassionati che con passione e col cuore mi seguite, come io riprendo queste riprese panoramiche in bici per tutti voi, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, tutti voi super speciali numeri uno, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, così non mi dimentico nessuno. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei fantastico. Grazie di tutto, Francesco, sei un grande. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici. E anche il Giro d'Italia, ho visto che hai seguito. Grande, grande. Grazie ancora a Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore. Grande, grande Davis. Anche lui con la passione della bici da corsa come me nel sangue. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. E anni che mi segui. Sono veramente orgoglioso. Sei un grande. Massimo. Adesso saluto Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, un grande, grazie. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono il mitico Pietro Galassi. Sul ballo liscio, sulla musica da ballo, una voce melodica unica, un artista fenomenale e completo. Lo saluto tantissimo dalla Liguria, bellissima, con tutta la sua famiglia meravigliosa, grande Pietro, tutta la sua orchestra numero uno, grande Pietro, e tutti voi del fan club e del Veneto che lo sostenete, numeri uno. Con tutte le vostre famiglie meravigliose, con la Angela Birba che mi segue in bici, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e a te Angela di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Angela Birba, una grande. Pietro Galassi, numero uno, grande Angela. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo,
con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissimo le orchestre italiane assieme, sono state serate indimenticabili, uniche. Lui fa di chi video e delle foto bellissime, andatelo a vedere su YouTube e su Facebook, Denis Pavan. E mia moglie che lo segue, perché io non ho tempo. Grande, grande Daniele. Adesso saluto Montanaro, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grazie Davide, con i tuoi dettagli. Adesso saluto Mirka Martini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi, Mirka, nelle mie riprese panoramiche. Grande. Adesso saluto Ilaria Scaffali, una donna, un'amica super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo Collinari, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Antonio, il dottore da Scafati, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Antonio, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Siete in tantissimi, vi voglio bene. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la famiglia meravigliosa, Vittorio, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle riprese panoramiche. Adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titti, Ale, siete in tantissimi, vi voglio bene, mi dimentico sempre qualcuno, ma tutti voi con le vostre famiglie meravigliose, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche in bici. Un grande bacio a tutti e vi voglio bene. Dal film d'oro Renato Zilio YouTube, con questa chiesa di Padre Leopoldo, fatto santo, a tutti voi a Padova. Grazie ancora a tutti voi. Un bacione. Salve suora. Vede, io suora faccio i miei giretti in bicicletta, ho la mia telecamera e faccio riprese da ogni parte del mondo. Bravo. No, qui in Padova, di Colli Ugani, anche Dolomiti. E ho fatto vedere anche la chiesa di Padre Leopoldo, fatto santo. Manca altro. Vedete? Stupendo.
Ciao Taron, numero 1. Anche quest'anno abbiamo vinto la grande, Ti capisco cos'è che so? L'interista! Un grande anno che abbiamo avuto, dai! Va bene, dai, cosa ho avuto? Siamo andati fuori un po' mai, ma di nuovo siamo sempre una bella squadra. Sì, quest'anno sì. Ciao! Padova, sempre. Via Fagiolati. Siamo a Volta Barozzo, sempre sotto il comune di Padova, Volta Barozzo.
arrivando a Rio, comune di Ponte San Nicolò. Io madonna. Finalmente un po' di campagna, dai. Guardate che vigneti meravigliosi.
entrando al Vignasego, città di 30.000 abitanti, al Vignasego. Centro ad Albignasego, via Roma. Siamo davanti al monumento ai caduti, eccolo qui, che vi ho anche salutato una volta, vi ricordate? Via Roma.
via Roma. Il quartiere Ferri di Albignasego, sempre via Roma. Qui termina il centro di Albignasego. Sta ancora registrando. Qui siamo quartiere San Lorenzo, Albignasego. Vi saluto dalla chiesa, se mi basta la registrazione. Chiesa, quartiere San Lorenzo.
Qua abbiamo l'asilo, vedete? E la chiesa. Un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite dal quartiere San Lorenzo al Bignasio, da questa chiesa meravigliosa. Vi mando un grande abbraccio a tutti voi amici appassionati che con passione mi seguite. Un grande grazie di cuore con tutte le vostre famiglie meravigliose e tutti voi super speciali numeri uno di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche in bici sempre e anche altre riprese. Anche lui con la passione della bici da corsa nel sangue come me. Grande Davis Consalvan da Alessandria. Ciao Davis, grazie di tutto. Adesso saluto Durva Tavares da San Paolo del Brasile. Pensate, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grazie di tutto Durval, sei un grande. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa panoramica, che sia in bici, che sia della montagna, che sia il Giro d'Italia, che sia le orchestre, te non manchi mai. Un grande Francesco Marchiori da Verona, sono orgoglioso di avere un amico grande come te. Grazie Durva, Francesco Marchiori da Verona. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici e anni che mi segui. Sei un grande Massimo, con tutta la tua famiglia meravigliosa ancora, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere ancora, grande. Sono orgoglioso di avere un grande amico come te, Massimo. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Renzo. Adesso saluto Antonio, il dottor Da Scafati, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Antonio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Daniele Pavan, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime orchestre assieme, sono stati ricordi indimenticabili, da Bagutti, dalla Mariana Lanteri, da Gianmarco da Franco Bagutti, da Oma Codazzi, da Levrini Mauro. Tantissime. Grazie ancora di tutto Daniele, sei un grande amico. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Vittorio, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, con tutti i tuoi bellissimi dettagli. Grazie di tutto Davide.
Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona, un uomo super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo Collinari, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo, che mi ero dimenticato prima, fans del mitico Giuliano Calore da Padova, il campionissimo, l'extraterrestre, il marziano, che in bici da corsa senza manubri e freni, pensate, con telaio e 2 ruote, ha fatto le imprese memorabili, uniche nel mondo. Io ne cito una, che ero presente io, la discesa di notte a 77 anni e mezzo, a 77 anni e 8 mesi, la discesa di notte del Passo dello Stelvio, senza manubrio e senza freni, Giuliano Calore da Padova. Io sono fans come Filippo, anzi volevo aggiungere che ero lì presente a vederlo sul primo tornante, perché li facevano in film, non potevo andare dietro tutto. I miei occhi non possono ancora credere quella notte cosa hanno